Mancano pochi mesi alla fine del progetto Forma, un importante progetto al quale hanno partecipato i quattro maggiori patronati italiani insieme a realtà etniche come quella dei cinesi in Italia e ad altre realtà, di cui le chiedo le caratteristiche che sono emerse da questo grande progetto di cui è capofila l'Inca. Il progetto è stato prorogato al 31 ottobre 2019, quindi siamo in piena attività, anzi siamo al rush finale e i numeri sono incoraggianti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. I paesi che sono coinvolti sono 11, perché oltre ai 10 previsti all'inizio del progetto è stato aggiunto di recente anche l'India, in particolare la zona del Punjab, a causa ovviamente di una forte presenza di lavoratori indiani e loro famiglie, soprattutto nelle aree del Pontino e della pianura padana. E questo ha fatto sì che noi potessimo sfruttare un accordo con alcune strutture locali in Punjab per aprire anche lì un centro di formazione sul progetto Forma. I risultati sono da un certo punto di vista anche incredibili. Cioè noi ci aspettavamo di un progetto che aveva degli aspetti molto tecnici inizialmente, cioè insegnamento della lingua italiana, insegnamento dei contenuti civico-culturali del nostro paese, un'introduzione che fosse utile a aiutare il livello di integrazione delle persone che dovevano ricongiungersi con i loro familiari nel nostro paese. Abbiamo scoperto invece di avere anche altre funzioni. Al di là degli aspetti tecnici dell'insegnamento della lingua italiana e dei contenuti normativi, ci è stato riconosciuto indirettamente da parte dei beneficiari una sorta di terzietà che serve a fare in modo che si ottenga attraverso questo progetto e queste formazioni che noi conduciamo in tutti i paesi esteri, una visione dell'Italia oggettiva, depurata da quelli che possono essere i condizionamenti delle informazioni che i ricongiunti ricevono dai amici, dal contesto, dai familiari stessi, che a volte ovviamente non sono in grado di illustrare anche nei dettagli alcune particolarità della vita sociale del nostro paese. Pensiamo ad esempio ai bambini che devono essere introdotti nel percorso scolastico e quindi per noi è stato particolarmente importante e anche soddisfacente poter spiegare ai bambini come si troveranno quando frequenteranno le nostre scuole, quando conosceranno i loro amici, quali sono gli sport ad esempio che sono più frequentati in Italia, qual è il valore dell'amicizia e anche quali saranno anche i percorsi scolastici che dovranno affrontare il livello di complessità. Possiamo parlare in qual modo delle donne che provengono da culture decisamente diverse, vuoi dall'India, dalla Cina, dai paesi dell'Est, dal Sud America e soprattutto dall'Africa. E molte di loro hanno forti aspettative rispetto al loro ingresso nel nostro paese, forti aspettative che riguardano anche dubbi su come si dovranno comportare o si troveranno in un contesto sociale completamente diverso da quello che hanno seguito fino a quel momento nel loro paese di origine. Quindi abbiamo svolto e stiamo svolgendo un grosso lavoro di mediazione culturale e direi anche inaspettato rispetto alle nostre aspettative in origine, e abbiamo ottenuto un grosso livello di soddisfazione anche degli operatori di patronato in Italia, che spesso si sono visti ritornare i richiedenti di ricongiungimento familiare assieme con la famiglia ricostituita. Abbiamo ripresentato la nostra idea progettuale, abbiamo quindi concorso all'avviso numero 2 del 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla formazione pre-partenza. Attendiamo ovviamente l'esito. Sarebbe un peccato non poterne usufruire
dopo aver accumulato così tanta esperienza e aver messo in piedi un sistema molto articolato di progetto di formazione sugli 11 paesi. Ricordiamo sempre che il progetto è unitario, con i 4 patronati più altri 4 partner, distribuito in ben 11 paesi, quindi un livello di complessità che sarebbe un peccato abbandonare, così come sarebbe un peccato abbandonare anche i contenuti e il know-how acquisito in questi periodi. Quali gli effetti e quali le ricadute nel rapporto con le istituzioni italiane che si occupano di immigrazione? È indubbio che in questi ultimi anni, e quando dico questi ultimi anni significa anche i periodi che contemplano un'alternanza di governi, c'è stata una modifica dei comportamenti dei governi che hanno indotto la pubblica amministrazione a fare scelte a cui non dico non eravamo abituati, ma avevamo così registrato come periodi in quali si potevano effettuare delle conquiste per i lavoratori provenienti da altri paesi nel rispetto del nostro dettato costituzionale e nel rispetto delle normative europee. In questi ultimi anni il nostro lavoro si fa più difficile. Ci troviamo di fronte ultimamente a un irrigidimento della pubblica amministrazione, ogni qualvolta sia necessario prendere una decisione rispetto ad un rinnovo del permesso di soggiorno, ad una concessione di una prestazione, e al di là di questo irrigidimento, che può anche essere soggettivo, non necessariamente normato da regole, ci sono alcuni provvedimenti dell'esecutivo che interagiscono con questa lettura di un differente livello di cittadinanza degli stranieri rispetto ai cittadini italiani. Ne sono un esempio i tempi della cittadinanza. Con la legge 132 siamo passati da 2 anni di attesa per l'ottenimento della concessione della cittadinanza italiana a 4 anni. Attenzione, questi 4 anni diventano ovviamente molti di più, considerando che la pubblica amministrazione non si è mai dotata degli strumenti sufficienti per fare in modo che venissero rispettati questi tempi di elaborazione delle domande. C'è stata un'accelerazione, è indubbio, e quindi da parte delle amministrazioni c'è stato un avvicinamento ai tempi di concessione della cittadinanza che in questo momento sono stati superati dalla normativa. Il comportamento si è evoluto nel tempo ovviamente, ma è anche incoraggiato dai provvedimenti che sono stati emanati dal governo negli ultimi tempi. Abbiamo parlato di tempi di cittadinanza, abbiamo parlato di durata del procedimento, ma possiamo anche prendere in considerazione ad esempio alcuni aspetti di queste norme che obbligano il richiedente, per esempio, a mantenere per ben 7 anni un livello di reddito sufficiente ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, così come l'inasprimento del livello di conoscenza della lingua italiana. Prima era sufficiente il livello 2, oggi è necessario avere un riconoscimento della conoscenza della lingua italiana pari al livello B1. Mi permetto di dire che probabilmente buona parte della popolazione italiana avrebbe qualche difficoltà ad ottenere questa certificazione. Quindi un tentativo di mantenere in uno stato di non pienezza di diritti le persone che da molti anni, almeno 10, visto che la nostra è una delle normative più rigide in Europa per l'ottenimento della cittadinanza italiana,
risiedono nel nostro paese, svolgono un'attività lavorativa, contribuiscono al benessere sociale del paese. Molte volte abbiamo famiglie che sono interamente presenti nelle nostre città da più di 10 anni, e questo inasprimento delle norme che consentono l'accesso alla cittadinanza ovviamente tendono a tenerli esclusi, emarginati da una pienezza di diritti. Ci sono anche altri provvedimenti che seguono questa logica. Noi siamo sempre stati impegnati in questi anni e lo siamo tuttora, grazie anche all'aiuto dei nostri legali, e in particolare volevo ricordare il compianto avvocato Luca Santini, che ci ha seguito in tutti questi anni nei processi di riconoscimento dei diritti dei lavoratori stranieri. Parlo delle class action sulla cittadinanza, sui permessi di soggiorno, sulla tassa dei permessi di soggiorno e tutto quello che riguarda il riconoscimento delle prestazioni assistenziali per chi non era titolare, non è titolare del permesso da lungo soggiornante. Parliamo per esempio dei bonus bebè, gli assegni di natalità, il premio di natalità, anche lo stesso assegno sociale. Lotte che abbiamo iniziato molti anni fa, in buona parte sono state vittoriose, in alcune parti richiedono un intervento definitivo, per esempio le ultime ordinanze della Cassazione rispetto alle prestazioni di genitorialità, chiedono alla Corte Costituzionale un pronunciamento definitivo sulla legittimità della concessione di queste prestazioni a chi non è titolare del permesso da lungo soggiornante, rispettando sia il dettato costituzionale, a nostro avviso, sia le norme europee che riguardano l'eguaglianza di diritti tra lavoratori in caso di accesso alle prestazioni assistenziali. Ci sono però altre norme che vanno ad incidere sulla fruibilità di queste prestazioni, come ad esempio la norma introdotta nell'ultimo decretone da un emendamento leghista che richiede ad ogni cittadino di paese terzo la certificazione della insussistenza patrimoniale nel paese di origine. Ciò significa, facciamo un'ipotesi, che se il comune deve concedermi a me straniero il bonus mensa per permettere ai miei figli di ricevere il pasto durante l'orario scolastico, può chiedermi di dimostrare che io non ho alcun reddito nel paese di origine. Altri progetti. Abbiamo partecipato anche come partner a 2 progetti sul caporalato, corso lavoro di affiancamento della FLAI CGIL nell'attività di sindacato di strada, dove pensiamo che possa avere un ruolo importante anche il ruolo dei servizi di patronato nel riconoscimento dei diritti o nella trasmissione dell'informazione sui diritti esigibili da parte dei lavoratori delle campagne di raccolta, ad esempio. Ora, ci sono stati anche sviluppi, oltre che diciamo, sulla presenza degli stranieri in Italia, diciamo, della parte sud del Mediterraneo, soprattutto da parte, però sviluppi anche nei confronti di immigrati provenienti da altre aree, come quella dell'est. Ecco, c'erano stati una serie di accordi, parliamo della Romania ad esempio, un accordo molto importante con il Ministero dei Rumeni all'estero, si sono susseguiti numerosi altri iniziative con questo Ministero. Sì, noi siamo intanto molto contenti di aver firmato e siglato quell'accordo, perché ci consente un alto livello di collaborazione con gli enti e le istituzioni romene in tutta la fase di supporto ai lavoratori coinvolti nella diaspora romena. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone
che sono presenti in buona parte nel nostro paese, ma sono distribuiti in tutta Europa. Parliamo di Spagna, parliamo di Francia, anzi con un progetto promosso dal Comites del Belgio, stiamo parlando di Antenor, noi abbiamo incluso nella progettazione, che prevede un'analisi dei flussi migratori italiani all'estero, anche quello di un focus particolare sui lavoratori rumeni. Questo per ottenere sia una base dati quantitativa che qualitativa rispetto alla loro migrazione nei loro paesi e anche sugli spostamenti interni in ambito di una circolarità della migrazione che li coinvolge direttamente. Inoltre di recente abbiamo firmato un accordo con l'ANIPI, che è l'Agenzia Nazionale contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo del governo rumeno. Quindi il governo rumeno ha un'agenzia dedicata specificatamente a queste attività, che svolge sia lavoro di indagine che di informazione, sia e di tutela dei lavoratori e delle persone che sono coinvolte in questi crimini, perché stiamo parlando di veri e propri crimini. Auspichiamo fra l'altro che anche il governo italiano prima o poi assuma delle iniziative per costruire e dotarsi di strumenti così importanti, perché questo è un organismo che questa agenzia coinvolge sia la parte securitaria, quindi le forze di polizia, gli aspetti del sociale, le istituzioni, e quindi è un vero e proprio motore di coordinamento rispetto a questa attività. Con loro abbiamo firmato questo accordo, che ovviamente è un accordo di collaborazione al quale noi vogliamo dare credito e fede, con il quale noi organizzeremo nei prossimi mesi delle iniziative proprio per fare in modo che questo tema venga nel nostro paese trattato e discusso con la giusta attenzione, e non solo relativamente ai lavoratori rumeni. C'è da aggiungere che il flusso di migrazioni che proviene dall'Africa richiede anche un altro livello di coordinamento, che in questo momento viene svolto da un organismo che ci ha visto protagonisti nella sua costituzione insieme con la CGIL, che è la rete dei sindacati dell'area del Mediterraneo e subsahariana. Questa rete molto attiva e molto operativa ha fatto sì che ci fosse innanzitutto una presa di coscienza della necessità di fare un fronte comune e attivare delle forme di collaborazione tra i sindacati dell'area del Nord Africa e dell'area subsahariana e i sindacati europei, per trattare in modo comune quelli che sono gli argomenti alla base della tutela dei lavoratori che si spostano da quelle aree o all'interno della comunità europea. Questo ha fatto sì che molte organizzazioni sindacali del Nord Africa e dell'area subsahariana si rendessero conto, ma io metto loro, ma parliamo anche di altri sindacati europei che avevano un approccio piuttosto debole alla materia, ma ci si rendessero conto, quindi ci si rendesse conto insieme del grosso impegno necessario per far sì che queste persone vengano tutelate nei paesi di partenza, nei paesi di transito, nei paesi di destinazione, quindi in tutto il lavoro il passaggio del loro percorso migratorio. Tutela che significa anche un'informazione preventiva corretta sulle norme, sulle modalità di trasferimento, sul livello di accoglienza, sugli rischi che la migrazione irregolare può generare in questi casi, e soprattutto un appello ai rispettivi paesi affinché si diano da fare, mettano impegno nel risolvere questo problema, risolverlo tenendo conto anche delle esigenze delle persone che hanno intenzione di spostarsi, e quando si spostano non per una velleità ma per necessità, necessità di trovare un migliore ambito
lavorativo, condizioni di vita migliori, quando non fuggire da situazioni di povertà o addirittura di conflitto.